Buongiorno cari amici del Marietto Veneziano e benvenuti anche oggi a una piccola pillola. Come avrete visto dalla mascherina iniziale, oggi si parlerà di protezione degli ambienti. Sì, perché può capitare che alcune volte nella vita ci troviamo un attimino a disagio nei propri ambienti familiari e quindi cominciamo a pensare che qualcosa non va o che è arrivato qualcuno che ha lasciato delle scie energetiche negative e quindi ci rendiamo conto che incominciano a succedere cose strane in casa. E allora qui entra in campo anche il vostro Marietto Veneziano che vi dà dei consigli. Prima di tutto cominciamo a vedere se i circuiti che useremo fra un po' funzionano, quindi useremo due circuiti, un circuito che è la nostra croce cosmica o croce atlantidea e un circuito che ci hanno lasciato i sciamani del Brasile, che ce li hanno dati tramite internet e che il Marietto Veneziano ha poi rielaborato per fare in modo che siano più fruibili. Quindi, prima di tutto prendiamo il nostro pendolino, vedete, e chiediamo se possiamo usare sia la croce cosmica per questo appartamento ipotetico che magari anche il circuito di protezione contro energie moleste che ci hanno lasciato i sciamani brasiliani. E il pendolino vedete che subito dice di sì, quindi la cosa è positiva. Bene, fatto questa domanda introduttiva, possiamo chiedere anche per quanti mesi o fino a quanto dobbiamo lasciare i nostri circuiti radionici in azione. Quindi togliamo il nostro circuito di indagine e di valutazione e prendiamo il nostro circuito che voi conoscete dalle altre pillole che indica i mesi. Quindi prendiamo il nostro pendolino e chiediamo fino a che mese possiamo lasciare in azione o attivi i nostri circuiti radionici. E il pendolino ci dice per quella casa ipotetica o quell'appartamento fino a luglio. Preso atto che fino a luglio si possono lasciare attivi, cioè in funzione nei vari locali, ci fermiamo e adesso andiamo a vedere quali sono questi circuiti radionici. Il primo circuito è la croce cosmica o croce atlantidea. Questo circuito basta stamparlo e lo trovate nel sito del capitano.altervista.org o nei nostri gruppi Facebook di Hildegarda e Marietto Veneziano. Cioè, quando lo scaricate praticamente lo stampate, lo potete plastificare, i circuiti non hanno tempo, cioè funzionano fin quando proprio non si rovinano o sono usurati e quindi praticamente se sono plastificati durano tantissimo e quindi cosa fate? Lo stampate e lo applicate nella parete. L'importante è questo circuito anche per avere dei benefici propri, dovete osservarlo bene finché non si viene applicato nel subconscio, perché voi qualsiasi cosa guardiate viene inserita nel subconscio e questo è già una protezione di sé. Il secondo circuito molto importante che ci hanno lasciato i sciamani brasiliani o del Sud America è questo qua. Questo è proprio un circuito per ripulire da energie congeste, energie negative, energie o parassiti astrali le abitazioni, le stanze. Quindi ogni circuito deve essere lasciato praticamente in bella vista in ogni stanza. Chiaramente se avete delle difficoltà a lasciarlo in bella vista in ogni stanza potrebbe essere anche incollato a faccia in giù sotto un cassetto o sopra un armadio. La sua funzione comunque non cambia, funzionerà lo stesso. Bene cari amici del Marietto Veneziano, anche oggi la nostra pillola è stata detta, spero che vi possiate iscrivere al canale di Marietto Veneziano e al canale anche di Hildegarda e fate visita anche ai nostri gruppi di Facebook. Adesso vi saluto e ci vediamo alla prossima pillola. Ciao!